Amici, buonasera a tutti. Siamo qui questa sera perché vi voglio presentare un ragazzo. Si chiama Antonino, viene da Trapani e ha 40 anni. E questo ragazzo ha avuto un piccolo problemino con la sua compagna. Hanno avuto delle piccole discussioni, sciocchezze, che però lui ne soffre tantissimo. Ci è rimasto talmente male. Mi ha chiamato, dice: Alberto, voglio fare un videomessaggio dedicato alla mia compagna. E io mi sono messo a disposizione. Ora questa sera siamo qui perché lui vuole dedicare alcune paroline per la sua compagna. Antonino, allora, non lo so, ci vuoi dare una mezza spiegazione di quello che è successo, qual è stato il problemino principale, non lo so. I soliti problemi di coppia che ci sono, gli alti e bassi fra marito e moglie. Sì. E Quanto tempo è che siete litigati? un paio di mesi che... Però ancora non vi siete lasciati? No, ancora. Fortunatamente no. Speriamo. Tu sei qui appunto per evitare questa cosa Che finisca in modo così drastico. tragicamente. Va bene, Antonino. Allora, guarda la telecamera e dedica questo videomessaggio alla tua compagna. Di tutto quello che ti dice il cuore. Va bene, Antonino? Vai. Va bene. Ciao amore mio, sono qua con Alberto e ho ritenuto di fare questa cosa perché ci tengo molto a te. Mi dispiace tanto per tutti i momenti brutti che sono passati e come tutte le coppie ci sono gli alti e bassi. E mi sento molto male stare così, lontano da te. Vorrei che la nostra storia continuasse e che ritornare insieme e vivere la nostra vita con i nostri bambini sia la cosa più giusta da fare per avere anche un futuro migliore tutti noi assieme. Mi manchi tanto e scusa, stoppa un attimo. Tranquillo. Come si chiama la tua compagna? Lucia. Allora, Lucia, interrompo questo videomessaggio per dirti solamente una cosa. Antonino si è fatto un sacco di strada per venire qua da me a registrare questo videomessaggio e sa benissimo che in questo momento questo videomessaggio sta girando per tutta la rete e lo stanno vedendo in tanti. Quindi il passo che sta facendo Antonino è grande, davvero grande, per cui prima di prendere una decisione affrettata, pensaci e guardati attentamente questo videomessaggio, perché te lo sta facendo veramente una persona che ti ama, una persona che ti vuole bene, e Antonino lo sta dimostrando. Ti senti ancora di parlare? Aspetta un attimo. Niente, quello che voglio dirti è che, come ha detto Alberto prima, pensaci bene. Io al più presto spero di ritornare di nuovo a casa nostra e di sistemare tutto nel migliore dei modi per stare bene tutti. Ti amo tanto, spero che al più presto riceverai questo messaggio e che ti farai sentire. A presto. Perfetto, ha detto tutto, per cui Lucia, io posso aggiungere: a tutto c'è rimedio. Si possono aggiustare tutte cose, per cui pensaci attentamente prima, ripeto, di prendere questa decisione, perché rompere un rapporto, sfasciare completamente una famiglia è brutto, e te lo sta dicendo una persona che ha dell'esperienza sopra le spalle, per cui pensaci. Questo è tutto, un grosso saluto, ciao Lucia, ciao amici telespettatori e anche dal nostro Antonino. Ciao a tutti, ciao Lucia. Ciao ciao.